considerazioni sono evidentemente quella di un riconoscimento di una sconfitta, di una larga vittoria da parte di Conte, a cui faccio di nuovo le mie congratulazioni. Il giorno dopo la sconfitta Giorgio De Nardi torna ad analizzare il voto e per l'opposizione punta sulla propria squadra, soprattutto sui giovani, ma la sconfitta del centro-sinistra, che vede un calo anche rispetto al 2018, brucia. Si toglie più di un sassolino dalla scarpa Antonella Tocchetto, che forte della lunga esperienza in consiglio comunale sperava in una sua candidatura. Io ho lottato con le unghie e con i denti, che non lo però so. non mi è stato concesso di candidarmi. Perché? Beh, bella domanda, perché allora una parte del Partito Democratico mi ha sicuramente sostenuto, devo dire la verità. Un'altra parte però diceva che siccome la partita era impari, era meglio perdesse uno di un'altra, diciamo così, formazione politica rispetto al Partito Democratico. Io sono ovviamente una combattiva e quindi questa cosa non è che mi piacesse molto. Tocchetto punta il dito contro Franco Rosi, Treviso Civica, primo sponsor di De Nardi. Ha detto più volte che secondo lui comunque era meglio trovare un candidato civico, ma lui ovviamente è un civico, per cui indubbiamente giocava a casa sua. E poi il ritardo di presentazione della candidatura di De Nardi, nome sconosciuto ai più, solo pochi mesi prima del voto. O usciva dal Consiglio Comunale oppure partire tutti insieme almeno un anno e mezzo prima. Considerazioni che De Nardi condivide solo in parte. Certamente il fattore tempo non ci ha aiutato perché insomma, abbiamo lavorato di fatto poco più di un mese in campagna per farci conoscere, perché partire da zero, noi comunque siamo soddisfatti come lista De Nardi, abbiamo preso più del 4%, abbiamo superato anche Rocco, per dire, il terzo polo, quindi per me è un ottimo risultato. Nel contesto generale ovviamente di una sconfitta.